Si è svolta a Padova dall'8 all'11 ottobre 2016 la seconda edizione della Borsa del Turismo Religioso Internazionale, un successo che ha confermato la città di Sant'Antonio come capitale del turismo religioso in Italia. L'importante evento è stato promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova e realizzato da Rete System. I buyer e i seller italiani ed esteri hanno partecipato al workshop Italy and the World, aperto all'offerta italiana e straniera. Dottor Rucci, anche quest'anno alla BTRI hanno aderito moltissimi operatori turistici e rappresentanti di realtà religiose nazionali e internazionali. Secondo lei a cosa è dovuto il successo della manifestazione? BTRI è una specialistica nel campo turistico sul segmento religioso, quindi sul segmento degli itinerari di fede, dei pellegrinaggi, ma anche di itinerari di arte e cultura. In Italia mancava una grande manifestazione promo-commerciale sul turismo religioso, ce ne sono altre più piccoline, diciamo più locali. Questa invece si è proposto già dallo scorso anno come una specialistica a livello internazionale e il successo nella partecipazione tra i buyer e tra i seller di operatori non solo italiani ma dall'estero. Oggi sono presenti operatori che vengono dall'Armenia, dall'India, da Singapore, dalla Polonia, dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dal Portogallo, dalla Spagna, da Malta e anche altre località, dimostra come il mercato turistico legato al segmento religioso può incontrarsi in BTRI a Padova e sviluppare così il proprio business. Assessore Cavaton, la Borsa del Turismo Religioso Internazionale è giunta alla seconda edizione che chiama a raccolta 60 buyer nazionali e internazionali, oltre a molti operatori del settore. Lei che l'ha voluta fortemente insieme al Comune di Padova, cosa si aspetta da questa manifestazione? Mi aspetto che uno dei tematismi turistici della nostra città più importanti, che ha proprio il pellegrinaggio di natura religiosa, abbia ulteriore risalto a livello nazionale e internazionale. Ricordiamo che la nostra città ha la Basilica del Santo, che richiama oltre 4 milioni di pellegrini all'anno, e ci sono anche dei reperti simbolici di tutta la cristianità. Ricordo soltanto la tomba di San Luca presso la Basilica di Santa Giustina. La candidatura di Padova Uspicta a riconoscimento UNESCO, in che modo si lega alla BTRI? Si lega perché tutti i siti interessati dalla candidatura UNESCO, quindi dalla Cappella degli Scrovegni per arrivare al Battistero del Duomo, all'Oratorio di San Michele o di San Rocco e per finire appunto alla Basilica del Santo, sono luoghi dove la fede ha trovato sotto il profilo artistico la sua massima espressione. Giotto, Giusto de Menabuoi, Guariento hanno in qualche modo non solo rivoluzionato la tecnica dell'affresco, ma anche dato una visione ancora attuale del valore della cristianità. Presidente, la comunità ebraica ha voluto fortemente questo museo. Come mai avete deciso di chiamarlo Museo della Padova Ebraica? La decisione sul nome è stata proprio una corretta continuazione dell'idea che ci ha fatto sorgere questo museo e che è stato di indirizzarlo non come un museo ebraico qualsiasi come ce n'è in tutte le grandi città dove c'è una comunità che possa permetterselo, ma per valorizzare l'enorme legame che c'è sempre stato tra la piccolissima comunità ebraica e l'intera città di Padova. Rabbino, sappiamo che lei ha scelto personalmente gli oggetti e manufatti presenti in questo museo. Ci spiega in base a quale criterio l'ha fatto? Il criterio è quello principale, legato all'ebraismo. L'ebraismo che cos'è? Non è considerabile come una religione come tutte le altre, l'ebraismo è un sistema di vita, è un modus vivendi e quindi il criterio principale per la scelta degli oggetti è seguire il ciclo della vita ebraica, quindi il ciclo naturale, nascita, vita, morte, e poi anche la ritualità annuale con tutte le festività, a cominciare da quella principale che capita ogni settimana, cioè il sabato, lo Shabbat,
per poi seguire tutte le altre festività del calendario ebraico che hanno una caratteristica di istituzione biblica, quindi una parte di istituzione biblica e una parte di istituzione rabbinica, perché di eventi cronologicamente posteriori al testo della Torah, cioè al testo dei 5 libri di Mosè. Consigliere Pavan, il restauro completo delle mura è stato ultimato nel 2013. Quanti anni sono stati necessari per realizzarlo? È stato un lavoro molto lungo perché ci sono voluti almeno all'incirca 20 anni per ultimare questo lavoro e per avere questo spettacolo qua a Cittadella. Il 2020 per voi rappresenta una data molto importante, ci spiega perché? Sì, queste mura compiranno 800 anni e l'amministrazione comunale si sta già muovendo con gli esperti di storia locale per organizzare degli eventi per sviluppare ancora di più questo sito e la nostra cittadina. Dottor Argolini, lei fa parte del comitato di promozione del nascente Museo del Duomo. Ci spiega cosa state facendo a riguardo? Allora, noi abbiamo catalogato le innumerevoli opere d'arte che sono custodite per il momento in zone accessorie al Duomo, in attesa di aprire un museo vero e proprio, di avere i locali, di arredarli e di definire lo spazio espositivo. Assessore Manprin, Monselice è una cittadina che richiama sia il turismo religioso che quello artistico-culturale, per non parlare poi degli appassionati di enogastronomia di qualità che la scelgono come meta. Quali sono le principali attrattive di questo territorio? Le principali attrattive di questo territorio sicuramente sono in primis, poi quest'anno siamo anche nell'anno giubilare, il santuario delle 7 chiese, un percorso giubilare unico al mondo che ripercorre le 7 basiliche romane. Poi abbiamo il castello, qui siamo proprio dentro al castello e arrivano migliaia di turisti. Monselice da questo punto di vista sta crescendo tantissimo proprio perché il connubio cultura e enogastronomia è importantissima, quindi una nicchia di mercato del turismo lento sta crescendo tantissimo in queste zone, visto che siamo anche alla porta dei Colli Ugani. Presenti inoltre 10 giornalisti della stampa specializzata nazionale che hanno potuto visitare il ricchissimo patrimonio culturale, artistico e religioso di Padova, ma anche di Cittadella, Campo San Piero e Monselice. Degni di nota alcuni aspetti salienti: il concerto alla chiesa di San Gaetano, la visita notturna alla Basilica di Sant'Antonio e all'Oratorio di San Giorgio, lo storico Caffè Pedrocchi, il castello e la via delle 7 chiese a Monselice.